Non è l'Akragas che va male e perde terreno, ma sono le altre di testa che vanno a gonfie vele. Il paro esterno di Mazzara poteva andare meglio se ci fosse stata maggiore fortuna e i due legni colpiti testimoniano che la squadra è sempre viva ed è nelle condizioni di potersi rifare. Domenica prossima arriva all'Esseneto di Monreale, una squadra che naviga nei bassi fondi della classifica ed il ritorno alla vittoria è d'obbligo. Tra l'altro le prossime quattro gare vedranno affrontare la compagine dei Templi rispettivamente, a parte il Monreale, con il Castellammare fuori casa, poi in casa con l'Oratorio Marineo, fuori ancora con la San Cataldese e il derby dell'Esseneto con il Canicattì. In un certo qual senso si decidono in parte le ambizioni biancazzurre, augurandosi che le dirette avversarie non riusciranno a fare di meglio. La trasferta di Mazzara ha dato dei segnali confortanti, difesa attenta, tridente d'attacco efficiente ma sfortunato, centrocampo accettabile. In questo momento ciò che manca all'Agregas è l'utilizzo del centrocampista Pirrone, con un passato in B e in C e poi tanta Serie D. Indiscutibile il suo valore tecnico che potrebbe costituire il vero asso nella manica per il tecnico Totovullo, che saggiamente attende l'esito di alcuni esami strumentali per averlo pienamente a disposizione. Intanto il giudice sportivo ha comminato diverse giornate di squalifica ad alcuni calciatori del girone A di eccellenza. Sono state inflitte quattro gare di fermo a Ba Malik del Castellammare, a Girolamo Iannello della Profavara, poi tre gare di squalifica a Salvatore Di Marco della San Cataldese, due gare di squalifica ancora al portiere Daniele Pandolfo dello Sporting Vallone, una gara di squalifica a Giuseppe Iezzi del Canicattì, Davide Testa del Dattilo, Francesco Tarantino della Parmonval, Pier Giorgio Rallo del Dattilo e Sario Faie della Profavara.